molto semplici. Appunto, il male prendiamolo, lo prendo qui nel senso non di male fisico, di sofferenza fisica, ma nel senso morale, nel senso, se vogliamo, antropologico, nel senso etico. Non mi pare che lei si riferiva a questo. Ora c'è questa cosa straordinaria che Gesù ci mostra e che Paolo ha capito nella maniera più profonda, più abissale. Cristo si è fatto peccato, si è fatto maledizione, perché la benedizione passasse su tutti, perché il peccato fosse consumato dall'interno, perché il male, in questo senso, che cos'è nella sua radice più profonda, nella sua epifania, nella sua manifestazione? È semplicemente la separazione, è l'assolutizzazione di sé e dunque l'esclusione dell'altro, la separazione. E dunque quello che Gesù ci mostra è che la risposta positiva alla separazione, all'esclusione, all'assolutizzazione è l'assunzione su di sé della piaga, dello iato della separazione per unire nella distinzione i separati. E questo allora concretamente che cosa significa? Significa, mi sembra, due cose fondamentali nell'atteggiamento che, seguendo Gesù è possibile mettere in atto. Primo, significa rendersi sempre più conto che quando io mi trovo di fronte a qualunque persona, qualunque cosa abbia fatto, in qualunque separazione si trovi inabissato, io mi trovo sempre di fronte a una persona che in se stessa, proprio perché il Cristo l'ha raggiunta nell'amore di Dio fino a quella profondità, in quella persona c'è il seme della redenzione, della resurrezione. E allora il mio sguardo, perché di sguardo si tratta, sguardo in senso molto profondo, non solamente, è lo sguardo che passa attraverso gli occhi, ma viene dal cuore, esprime il modo come io mi relaziono con l'altro. Ecco, il mio sguardo, se è uno sguardo